Ben ritrovati dalla redazione. Fine settimana all'insegna del traffico intenso sulla rete autostradale. Oggi, come comunicato da Autostrade Alto Adriatico, è prevista la seconda giornata da bollino nero di quest'estate, caratterizzata da traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con possibili code all'Isert fino al tardo pomeriggio e traffico intenso in direzione opposta e alla mattinata sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Quasi 190.000 i transiti previsti sull'intera rete con punte di 24.000 in uscita all'Isert, 17.000 circa alla Tisana, 15.000 a Villesse. La giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso sull'autostrada 4 in direzione Trieste, anche per effetto dei primi rientri dei turisti. In questo caso la previsione è di circa 160.000 transiti. Il divieto dei mezzi pesanti è scattato ieri e sarà previsto fino alle ore 22 di domani. Riprenderà dunque dalle 3 alle 7, dalle 22 di domenica 4 agosto. Il tetto di un palazzo abbandonato è crollato e la polizia locale è stata costretta a chiudere al transito via Madonnina a Trieste. È successo nella serata di ieri. Sul posto anche i vigili del fuoco per consentire le operazioni di rito e per mettere in sicurezza l'edificio. Il condominio in questione è quello all'altezza del civico 28, da molti anni abbandonato. Poco dopo le 18:30 la strada è stata riaperta. Il report dell'Istat sulle case presenti in regione parla chiaro. Secondo infatti il censimento permanente del 2021, circa un edificio su 4 non è occupato. In Friuli Venezia Giulia fino ad oggi sono state costruite 730.472 abitazioni, di queste 173.363, ovvero sia il 23,7%, sono praticamente sfitte. Udine si trova in questo caso al vertice della classifica, sfiorando la soglia delle 100.000 case non occupate, a seguire Pordenone, Trieste e Gorizia. Dopo le file all'entrata del Pedocin a causa delle nuove norme di sicurezza che avevano causato malcontento e proteste qualche settimana fa, il Comune di Trieste informa che oggi il lato femminile dello stabilimento aumenta la capienza da 506 posti a 750, il tutto grazie ad una seconda porta d'accesso per l'uscita in sicurezza dei bagnanti appena realizzata. Quest'anno infatti per la prima volta l'amministrazione comunale aveva fissato la capienza massima a poco più di 500 posti per la parte delle donne e 240 per quella dedicata agli uomini, in genere molto meno frequentata, per garantire vie di fuga in caso di emergenza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso in montagna variabile, dalle ore centrali possibilità di sviluppo sparso di rovesci e temporali più probabili sulla zona montana e sulla fascia orientale. Sulla costa al mattino Borino, poi Brezza. Temperature minime in pianura fra 17 e 20 e le massime fra 31 e 33 gradi. Sulla costa minime fra 22 e 24, le massime fra 29 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.